Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri a Biancavilla. La vittima è il ventenne Vincenzo Tomasello, deceduto sul colpo in via della Montagna. Il giovane viaggiava a bordo di una moto insieme ad un 24enne attualmente ricoverato al Cannizzaro di Catania quando si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza rimasta lievemente ferita ad un ginocchio. Il cadavere di una donna di 45 anni con una ferita alla gola è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione di Riesi nel Nisseno. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che puntano all'ipotesi che la donna si sia tolta la vita. Alla base del gesto ci sarebbe un provvedimento di allontanamento dei figli dalla casa coniugale e una separazione difficile col marito. La piccola di 4 anni che qualche giorno fa era caduta dal balcone di casa in Corso dei Mille a Palermo è uscita dal coma, attualmente ricoverata all'ospedale dei bambini. La sua prognosi è ancora incerta, sembra che abbia iniziato a muovere la sua manina e a rispondere agli stimoli esterni. Sequestrato un carico postale contenente 70 kg di tabacchi illegali, i finanzieri hanno fermato un corriere proveniente da una nota azienda di spedizioni in prossimità di Ficarazzi. I pacchi provenivano dalla Campania ed erano diretti a Palermo. È in chiusura la questione sbarchi a Lampedusa. Migliorate le condizioni meteorologiche, gruppi di piccole imbarcazioni cariche di migranti hanno di nuovo intrapreso la navigazione dalla Tunisia e dalla Libia verso le coste italiane. 32 in totale gli sbarchi di ieri, 1275 migranti presenti sull'isola. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti stasera nel TG Flash delle 19:30. A più tardi.